La seduta è aperta. Avverto che i processi verbali della seduta numero 227 del 10 febbraio 2026 e 228 dell'11 febbraio 2026 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione e sono considerati approvati in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. L'Assemblea ne prende atto. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine dell'eventuale votazione mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuati mediante procedimento elettronico. Sì. Per motivi di salute, quindi questo non lo leggiamo. No, perfetto. L'onorevole Auteri in congedo per la seduta odierna. L'onorevole Auteri è in congedo per la seduta odierna. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A del resoconto dell'odierna seduta. Con nota protocollo numero 242 del 2026 dell'11 febbraio 2026, l'Ufficio di Segreteria della Quarta Commissione Legislativa Permanente Ambiente, Territorio e Mobilità ha comunicato che nella seduta numero 188 del 10 febbraio 2026 si è svolta l'interrogazione numero 2283, utilizzo del Fondo di progettazione ex legge regionale numero 1 del 2024, a firma dell'onorevole Varrica ed altri. L'onorevole Adriano Varrica, quale primo firmatario dell'interrogazione, si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall'assessore per le infrastrutture e la mobilità. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che a seguito dell'accettazione come raccomandazione da parte del Governo nella seduta 223 del 27 gennaio 2026 l'ordine del giorno numero 501 è da considerarsi conseguentemente superata la mozione numero 326 in quanto di identico contenuto. L'Assemblea ne prende atto. Prego colleghi, ha chiesto di parlare l'onorevole Burtone. Prego onorevole. Presidente, la ringrazio. Prendo la parola per tornare su una vicenda accaduta circa un mese fa in Sicilia che è stata e rimane drammatica, è quella relativa al ciclone Harry e ai danni che sono evidenti, si sono determinati nella nostra comunità, in una parte importante della nostra comunità. C'è l'onorevole Burtone che sta parlando, per un fatto di rispetto. Grazie. Prego onorevole. Sì, Presidente, dicevo che riprendo la questione relativa alla situazione che si è determinata in Sicilia a seguito del ciclone Harry. E la riprendo perché fortunatamente non ci sono stati morti, anche per il lavoro prezioso fatto dalla Protezione Civile, dai volontari, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dalle Forze dell'Ordine, però i danni materiali sono stati notevoli. Abbiamo apprezzato, non c'è dubbio, la presenza di autorevoli esponenti. Ieri a Niscemi è andata la Presidente del Consiglio. Però veda Presidente, non bastano le testimonianze, le presenze. Devo dire che da questo punto di vista in tanti hanno dato solidarietà, si sono presentati e si sono confrontati con una parte anche significativa di quelle realtà colpite. Però Presidente, noi dobbiamo tenere il punto e dire che le nostre comunità hanno avuto danni rilevanti,
Io parto, se lei permette, dai danni minori, tra virgolette, quelle che hanno subito le aree interne. Basta andare nelle nostre zone di Siracusa, di Catania, a Lentini, a Scordia, a Palagonia, a Militello, a Mineo, per vedere che gli agrumeti sono caratterizzati dal fatto che a terra c'è il 70% del prodotto. Ora, quando un agrumeto perde questa parte rilevante, i produttori devono essere aiutati. Non c'è alcun segno. Sì, abbiamo letto che l'assessore all'agricoltura ha indicato una serie di bandi che potrebbero essere emanati, ma noi vogliamo puntualità. La vogliono gli agricoltori, che hanno anche incontrato autorevoli esponenti. Vedo qui il Presidente dell'Assemblea, l'onorevole Gaetano Galvagno, che ha incontrato, ha parlato con loro. Vogliono puntualità, vogliono sapere rispetto ad un anno di lavoro che cosa sarà dato a loro, non un ipotetico bando che sarà pubblicato e sarà oggetto di utilizzazione da parte dei produttori. Così come ci sono le giornate lavorative. Presidente, lei è una persona che vive nel suo territorio, e chi lavora come bracciante non ha più la possibilità di utilizzare questo strumento, che è fondamentale per avere un'indennità. Allora, come noi abbiamo sentito che è venuto l'onorevole Tajani per parlare delle esportazioni, prima di parlare delle esportazioni parliamo con i produttori agricoli che ad oggi non hanno alcun segnale, e soprattutto parliamo anche di un ambito molto debole di questa agricoltura, che è quello dei braccianti. E poi ci sono i territori devastati, parliamo dei territori della Riviera, che parte da Siracusa e finisce a Messina. Anche su questo non mi pare, sì, sono stati dati circa 50 milioni per affrontare le emergenze, ma a che cosa servono? In quelle realtà dove c'è tra l'altro un turismo balneare si deve intervenire, e si deve intervenire in maniera consistente. Si è detto che il Ministero voleva fare una verifica sulla entità dei danni, seriamente, la faccia, ma io non credo che ci siano danni meno di 1 miliardo di euro in questi territori, così come c'è la vicenda di Niscemi, Presidente. Presidente, è una ferita aperta quella di Niscemi, e me pare che anche su questo ci sia il diluire di una serie di ipotesi. Pare che ieri la Presidente abbia indicato 150 milioni di euro, ma per fare che cosa? Anche lì ci vogliono delle somme consistenti. Allora, Presidente, come noi non vogliamo fare chiacchiere come Partito Democratico, le diciamo: noi vogliamo il Presidente della Regione che venga in aula la prossima settimana, martedì, a riferire che cosa di concreto è stato dato per le nostre comunità. Il Presidente della Regione non è Presidente del centrodestra, è Presidente dei siciliani, e deve venire qui per dire che cosa ha fatto nel confronto col Presidente del Consiglio, con il Governo, perché non si può attendere, perché dalle nostre parti si dice: finita la festa, gabbato lo santo, cioè finita la emergenza, vedremo che cosa poi potrebbe accadere. Lo sappiamo, c'è la dimenticanza. Allora noi vogliamo subito che il Governo si impegni, come si è impegnato per l'Emilia Romagna, per la Toscana. Non si possono utilizzare due pesi e due misure. Non ci sono le risorse. Noi pensiamo che ci siano le risorse. Certo, ha affrontato tante spese, il Governo ha definito un piano anche significativo su alcuni fronti, però non c'è dubbio che su questo bisogna dare una risposta, perché noi riteniamo che sia necessario che le popolazioni vengano rassicurate. Non ci sono le risorse. Guardi, io non entro nel merito del dibattito, facciamo il ponte, non lo facciamo, è unica campata, non entro su questo, ma si prendono quelle risorse. Ci vogliono 2 miliardi di euro
È inutile che si gira e si rigira e si dice vedremo, c'è una commissione, valuterà, vedrà. Non abbiamo bisogno di commissioni, anche un ignorante, chiunque, chi non ha fatto neanche studi di geologia, di ingegneria, capisce che là c'è un dramma che si è consumato e che deve trovare risposte. E queste risposte le deve trovare attraverso un impegno dello Stato, perché lo Stato ha fatto per altre realtà e deve fare anche per la Sicilia, e questo è quello che chiediamo. Quindi, Presidente, martedì si presenti il Governo. Non può venire martedì il Presidente del Consiglio della Regione, qui c'è anche il Presidente dell'Aula, venga mercoledì, ma se non verranno noi occuperemo l'Aula. Noi del Partito Democratico lo chiediamo a tutti di occupare l'Aula, perché il Presidente deve rappresentare i siciliani. Grazie onorevole Burtone, però il Presidente Schifani, come voi sapete, non è in aula non perché non si sente di venire, ma perché è impegnato a risolvere proprio le problematiche di quelle che stanno attanagliando la Sicilia. Per quanto riguarda la Presidente Meloni, penso che non ha fatto passarella, ma ha preso delle decisioni importanti da parte del Governo, anche perché è l'unica che li poteva prendere, e ha dato anche un segnale forte di presenza dello Stato nel nostro territorio, dando anche la possibilità al Presidente nazionale della Protezione Civile, proprio che è responsabile, che vede veramente di come verranno gestiti i fondi, di organizzare tutto. Grazie. Ha chiesto di parlare l'onorevole Primavera. Scusi, onorevole Venezia, aveva chiesto un attimo l'onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Intervengo oggi in quest'Aula perché ritengo che sia stata intaccata, per ciò che riguarda la mia condotta parlamentare, così come quella di altri colleghi, a seguito di ciò che è accaduto nella precedente seduta. E mi riferisco al momento in cui si è votato il famigerato articolo 10. Tengo a fare questa precisazione, signor Presidente e colleghi deputati, perché il gruppo di mia appartenenza, con la dichiarazione dell'onorevole Di Mauro, è stato abbastanza chiaro. Quello che vuole dire l'onorevole Primavera. Un po' di silenzio, un po' di rispetto, gentilmente. Prego, onorevole. Il mio capogruppo, a nome per conto del gruppo, ha dichiarato la propria contrarietà sull'articolo 10 per questioni di merito assai dettagliate: la mancanza della copertura finanziaria, la metodologia di formulazione della norma, che appariva come la costruzione attraverso la regolamentazione di una domanda che già trovava un'offerta sul mercato elettronico, e poi l'aspetto circostanziale della norma, che si riferiva esclusivamente agli uffici urbanistici dei comuni. Sappiamo noi che l'urbanistica è una materia assai delicata, i cui dati, la cui raccolta di dati rappresenta anche un know-how rilevante in determinati settori economici che lavorano proprio su questi dati. E poi altre motivazioni che sono seguite e che oggi abbiamo letto sui giornali, su un articolo di stampa, dossier contro dossier. Ciò che risulta evidente, signor Presidente e colleghi deputati, è come ci sia una certa influenza, legittima per carità, da parte di soggetti esterni nell'attività legislativa in questa sede o governativa in altre sedi. Allora io ritengo opportuno, signor Presidente,
fare rispolverare a quest'Aula un disegno di legge che proprio lo scorso anno presentai e che mira a regolamentare l'attività di lobbying in questa regione siciliana. Il lobbying può apparire come una brutta parola rispetto alla nostra cultura politica e al nostro contesto, ma io ritengo che soltanto attraverso una legge che possa rendere trasparenti le rappresentanze di interessi sia presso il legislatore che presso il Governo possa essere un modo per evitare che questi equivoci accadano e si possa creare una mistificazione. E allora io invito i colleghi, invito la prima Commissione a rispolverare questo argomento e a trattare questo disegno di legge, cosa che nella scorsa legislatura è stato anche portato avanti, su cui ha lavorato il gruppo dei 5 Stelle. È un'occasione propizia questa e evitiamo poi le mistificazioni sul voto segreto, sui franchi tiratori. Nessuno si è nascosto dietro un dito. Noi siamo stati chiari nel nostro intervento e abbiamo ribadito la nostra contrarietà. Grazie. Ha chiesto di parlare l'onorevole Venezia. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Io intervengo sull'ordine dei lavori, riprendendo anche le considerazioni esposte poc'anzi dal collega Burtone, ma partendo dal disegno di legge che oggi mi auguro venga definitivamente approvato. Quest'Aula ha dato prova da qui a diverse settimane di non comprendere cosa significa l'attività legislativa e come l'attività legislativa vada ancorata a ciò che sta accadendo nel resto della Sicilia. Dovevamo fare un disegno di legge a sostegno degli enti locali, ma è diventato un disegno di legge per gli amministratori locali. Noi sappiamo, Presidente, che i comuni hanno bisogno di ben altra attività legislativa, hanno bisogno di risorse adeguate per fare fronte ai servizi essenziali, all'assunzione di personale, a piani di investimento per il territorio che è messo a dura prova dai cambiamenti climatici. Eppure questo Parlamento è imbrigliato da circa un mese su questioni che riguardano una ristretta élite di ceto politico e non riesce ad approvare definitivamente questo disegno di legge. Noi chiediamo, anche alla luce di quello che è successo la settimana scorsa, di porre la parola fine alla indecenza che questo Parlamento ha messo in atto, anche perché dovremmo occuparci dei problemi veri e reali che riguardano i siciliani. Vedo visite lampo nei luoghi colpiti dal ciclone, vedo annunci di stanziamento di risorse, di riprogrammazione di fondi europei, vedo comunicati roboanti circa l'assegnazione di 16 alloggi alle popolazioni che non hanno più una casa, ricordando che sono più di 500 le famiglie siciliane e soprattutto quelle di Niscemi che purtroppo non possono rientrare nella propria abitazione. Io credo che la politica debba dare un segno di sobrietà e soprattutto un segnale di sapersi occupare realmente delle questioni che riguardano la vita dei cittadini e i problemi della Sicilia. Il Presidente Schifani ha annunciato lo stanziamento di più di 500 milioni di euro di fondi extraregionali per
l'emergenza maltempo, il governo nazionale altre risorse. Ma la domanda che noi poniamo è: quando questi fondi arriveranno materialmente nelle tasche dei cittadini colpiti, delle attività produttive, degli agricoltori che hanno subito danni? Perché, come dire, il rallentamento delle procedure burocratiche o molto spesso le illusioni create dai comunicati stampa, che poi a distanza di mesi non portano a nulla di concreto per i cittadini, non fanno altro che alimentare la disillusione dei cittadini nei confronti della politica regionale e di questo Parlamento. Serve uno scatto d'orgoglio, serve che venga ripristinato un clima politico e istituzionale in grado di poter produrre un'attività legislativa che sia coerente con i bisogni reali dei cittadini. Io auspico che quest'oggi si ponga fine al DDL, non al DDL enti locali, ma al DDL amministratori locali, e da domani questo Parlamento e le commissioni di merito possano occuparsi di ben altre questioni delle quali i cittadini attendono risposte concrete. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Rocca. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Il mio intervento nasce dopo il risultato del voto segreto della settimana scorsa, quando mi sono ritrovata additata come franco tiratore. Franco sì, tiratore no, perché il mio voto e la mia volontà di voto è sempre stata palese. Tornando all'articolo 10, la prima commissione, vedo solo il Presidente, quindi mi rivolgerò al Presidente della prima commissione, questa norma che ci portiamo ormai da parecchio tempo doveva contenere non più di 4-5 articoli e metterci allo stesso livello del resto d'Italia dopo 12 anni. In realtà dopo 12 anni noi siamo ancora indietro e magari oggi continueremo a non fare nulla per mantenere questa distanza che sta diventando insormontabile tra il resto d'Italia e la regione siciliana. E io anche per questo già anticipo e non voterò più col voto segreto, e ogni qualvolta verrà chiesto il voto segreto farò la mia dichiarazione di voto palese, perché non temo nessuno. Mi fido e mi affido alle mie idee. Allora, e tornando all'articolo 10, da sindaco mi rivolgo alla prima commissione e chiedo a questa prima commissione con quale criterio, senza oneri per la regione, si poteva immaginare di far gravare sui comuni una digitalizzazione che ha costi proibitivi. Qual è il criterio per cui chi ha votato no ad uno scempio di questo tipo, ad una norma tranello, debba essere considerata un francotiratore? Io, a testa alta e guardando quei siciliani che su di me hanno riposto la loro fiducia, ribadisco con maggiore fermezza il mio no a quell'articolo 10, che è un articolo della vergogna. Ogni norma che facciamo, se non teniamo gli occhi aperti, in ogni articolo c'è un tranello, e qui il tranello era chiaro e chiarissimo. Vorrei capire con quali fondi i comuni dovevano digitalizzare, guarda caso però, solo un settore, ed un settore specifico dell'ufficio tecnico, cioè a dire l'urbanistica. Bene, ho portato qui, e vorrei che lo vedeste, un preventivo fatto in un comune del Trapanese nel 2023
per servizi di classificazione, digitalizzazione dell'archivio amministrativo composto da delibere comunali, di giunta, contratti e ordinanze sindacali, cioè poca roba, se volessimo dire. Bene, lo sapete quanto è stato il preventivo fatto al Comune? 180.000 euro più IVA e si arrivava a 230.000 euro e il Comune ovviamente non lo ha fatto. I nostri Comuni, meno male il mio no, e non lo porterò in dissesto sicuramente, ma molti Comuni sono o già in dissesto o sull'orlo del dissesto. Mi chiedo, ma con quale criterio questo Parlamento poteva varare una norma che prevede al suo interno non solo di digitalizzare, ma di mettere a repentaglio notizie sensibili? Perché gli uffici urbanistici, chi digitalizza questi uffici ha accesso ad informazione di enorme valore economico, sa dove si può costruire, dove ci sono abusi potenzialmente sanabili, dove stanno per cambiare le destinazioni d'uso dei terreni. Per operatori immobiliari, costruttori edili o per chiunque faccia speculazione edilizia, queste norme valgono oro. E allora io alla Commissione prima pongo, scusate, però veramente fare delle domande in questo Parlamento è impossibile. Allora io pongo 2 o 3 domande semplicissime dopo chiuso il mio intervento. Io chiedo alla Commissione, ma questi contributi tecnici sono arrivati da soggetti privati? Come ha fatto una Commissione parlamentare che poco ha a che vedere con il GED, con il Pagopa e con tutto il resto a formulare un articolo di quel tipo? Ci saranno stati degli interessi? Vi hanno chiesto di inserire questo articolo? A quale fine? Perché a carico dei Comuni? E non mi si venga a dire e non mi si venga a parlare del PNRR. Tutti sappiamo, pure le pietre, che il PNRR è scaduto. Come lo yogurt, nel 2026 i fondi sono archiviati. Allora chiedo, quali sono gli interessi? Perché questo articolo 10 non solo doveva essere votato, ma si è creato un tranello, e questo a chi rappresenta il Parlamento, in Parlamento il Governo, ma oggi non lo vedo, dovrebbe rispondere. Perché creare il tranello per i colleghi, per farli apparire i disubbidienti, per fare l'elenco al Presidente della Regione tra buoni e cattivi? Mettetevi dove mi pare, io starò sempre e solo dalla parte dei cittadini. Grazie onorevole La Rocca. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saverino. Grazie Presidente. Allora, noi Presidente, noi abbiamo già all'inizio di questa discussione di questo DDL enti locali, ho presentato un ordine del giorno rifacendomi un po' a quelle che sono le parole del Presidente Mattarella. La condizione delle donne attesta il grado di civiltà raggiunto da un Paese e sicuramente il primo parametro per misurare la condizione delle donne è certamente riferito al fenomeno della violenza fisica e psicologica subita. Noi sappiamo bene quanto, se guardiamo i dati di Istat del report sulla sicurezza delle donne del 2025, noi abbiamo dei numeri incredibili, perché 6,4 milioni di donne hanno subito, quindi diciamo il 32%, hanno subito almeno una volta nella vita violenza fisica, psicologica o sessuale. E considerando questi dati, naturalmente siamo andati oltre, perché abbiamo visto anche le piazze che si sono riempite in questi giorni, la domenica, sulla manifestazione per il consenso contro il DDL stupri. Allora, già la Camera dei Deputati aveva approvato con una modifica all'articolo 609 bis del Codice Penale, che era appunto volta ad introdurre riferimento al consenso libero e attuale. Nel corso dell'esame al Senato purtroppo abbiamo assistito a un ribaltamento di questa decisione, mettendo avanti non più il consenso
ma riformulandolo, mettendo non più l'attenzione sulla presenza di un consenso libero, attuale e volontario, ma ribaltando l'impianto fondato sul consenso, rendendo quindi più difficile il riconoscimento della violenza sessuale, quindi facendo passi indietro e riportando la donna di nuovo a dover dimostrare di aver subito una violenza, a dover dimostrare che ha detto no, dovendo subire quindi anche in fase processuale, diciamo, un'attenzione e anche una strumentalizzazione sul corpo e sulla sua reazione. Proprio per questo ho presentato un ordine del giorno, uno perché credo che sia un tema su cui dobbiamo continuare a battere, non possiamo non allentare l'attenzione, e quindi impegnando il governo regionale non solo a dare sempre maggiore azione di sostegno ai centri antiviolenza, alle case famiglie, a mettere in campo tutti quei progetti che possono essere anche di sensibilizzazione nelle scuole su questo tema, ma soprattutto chiediamo al governo regionale di prendere anche una posizione chiara proprio sul DDL stupri o buongiorno, come lo vogliamo chiamare, e quindi intervenire anche presso il governo nazionale, perché noi quello che chiediamo è il ritiro di questo emendamento buongiorno. Quindi questo ordine del giorno spero che possa essere condiviso, oggi è firmato dal gruppo parlamentare del Partito Democratico, spero che possa essere condiviso non solo dalle donne ma anche dai colleghi, quindi dalle colleghe parlamentari ma anche i colleghi parlamentari, perché ricordando sempre che dietro una donna è sempre la moglie, la figlia o la sorella di un uomo. Quindi questo è un tema trasversale, e proprio perché, siccome rientra anche in questo tipo di iniziative di disegno di legge che stiamo portando avanti, quindi spero di poter portare avanti quest'ordine del giorno con la condivisione di tutti i gruppi parlamentari. Grazie. Grazie onorevole. Invito i colleghi ad attenersi all'argomento dell'ordine del giorno, perché se no qua usciamo tutti fuori fase. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gambiano. Grazie Presidente. Rispetto al disegno di legge in discussione, rispetto alla mia richiesta di intervento, per puntualizzare che cosa? Condivido alcune considerazioni fatte poc'anzi da colleghi che sono intervenuti prima di me. L'onorevole La Rocca-Ruvolo, di cui ho condiviso i toni dell'intervento e anche il contenuto, però ha, secondo me, errato nel rivolgersi alla prima commissione. Io faccio parte di quella commissione insieme a dei colleghi di opposizione e, onorevole, lei avrebbe dovuto rivolgersi ai suoi colleghi di prima commissione, di maggioranza, perché quella norma e quelle norme arrivano in aula dopo essere state discusse in commissione e votate dai componenti della prima commissione, che sono suoi colleghi di partito, suoi colleghi di maggioranza, a scanso di equivoci, perché rivolgendosi alla prima commissione si rivolge anche a quella parte politica che in prima commissione svolge il proprio dovere, cercando di correggere a volte le distrazioni del governo e della maggioranza. E più volte proprio in quella prima commissione, onorevole La Rocca-Ruvolo, abbiamo fatto notare che le esigenze dei sindaci, degli amministratori probabilmente erano altre.
le esigenze dei comuni probabilmente non erano rappresentate dal colore della fascia del Presidente del Consiglio comunale. Le esigenze degli enti locali probabilmente questa maggioranza le ha perse di vista e quindi io sono profondamente addolorato per questa profonda spaccatura che c'è nella maggioranza. Spero si ricomponga nei toni, nei termini per fare un servizio e rendere un servizio a questa terra. Però vede, sostanzialmente è quello che sta accadendo nei comuni. Io e l'assessore Dagnino, che ora non vedo, ci siamo conosciuti in quest'Aula quando gli consegnai 3.000 firme per la realizzazione di un impianto di dissalazione al comune di Licata che pativa la crisi idrica e avevamo raggiunto 15 giorni, 20 giorni nei turni di erogazione. Oggi il comune di Canicattì, sempre in provincia di Agrigento, si trova a vivere una drammatica situazione rispetto a una crisi annunciata. E lo sa di chi è la responsabilità, caro Presidente? Dei cittadini di Canicattì, perché loro sono i responsabili, così sono stati additati. Cioè la politica tutta, che ha la responsabilità di aver creato questa situazione, oggi mette sul banco degli imputati i cittadini, perché c'è chi non si è allacciato alla rete idrica, c'è l'autobottista che porta l'acqua ai cittadini. Ma chi l'ha creata questa situazione? Chi ha scambiato gli ato idrici e gli ato rifiuti come serbatoi per la clientela? I cittadini o la classe politica che oggi punta il dito contro non possiamo tollerare questa situazione? Allora diamo ai cittadini un tempo adeguato per allacciarsi alla rete idrica, perché nessuno vuole evadere o delinquere, e cerchiamo di essere seri come classe politica di questa regione ad affrontare le situazioni e le vere emergenze che attanagliano i territori. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Mauro. Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire perché mi fa piacere poter chiarire alcune cose che sono successe la scorsa settimana. Intanto una riflessione su questo articolo 10, Presidente. L'idea di indicare un termine preciso di 120 giorni senza alcuna copertura finanziaria lascia in me molti dubbi sull'applicazione della legge, e non voglio aggiungere altro, nel senso che o l'attività della prima commissione poneva in condizione i comuni attraverso un'indicazione di posta in bilancio adeguata, o l'idea di indicare termini di 120 giorni altro non voleva dire che, considerato che c'erano stati alcuni dirigenti e forse anche sindaci che si erano opposti, è prevalsa l'idea di fare una normativa che imponesse all'amministrazione comunale la realizzazione a tutti i costi di un'infrastruttura. E quale infrastruttura poteva essere? Poteva essere un'infrastruttura che determinava un ritorno di natura economica. Guarda caso il ritorno di natura economica non poteva essere che finalizzato a chi andava a costruire questa struttura, con danno ovviamente delle famiglie che avevano un aumento dei costi nella richiesta dei documenti e con a sua volta documento nei confronti dei comuni per un mancato incasso. A tutto questo, che è stato da noi sollevato con esplicita chiarezza, si è aggiunto anche il comportamento del collega Sammartino, perché veda, l'onorevole Sammartino è assessore ai rapporti col Parlamento, un assessore che ovviamente appartiene a una maggioranza ed è un assessore che deve certamente rappresentare la sua parte politica, non può dare indicazione di togliere il tesserino solo a una parte della maggioranza e non agli altri, perché questo è un comportamento, onorevole Sammartino, che è funzionale soltanto andare a riferire al Presidente chi ha votato e chi non ha votato. Qui franchi tiratori non ce ne sono, onorevole Sammartino, tanto per essere chiari. Qui c'è gente che non ha condiviso questo articolo di legge alla luce del sole, come possibilmente è rimasta delusa anche di un disegno di legge che doveva essere a favore dei comuni, ma invece si è trattato di una materia elettorale senza che ci sia stato, lasciatemelo dire, una condivisione con i partiti, e si è semplicemente dato sfogo alle esigenze di tanti colleghi che in questo Parlamento hanno sollecitato nel 2025 un'indicazione, nel 2026 poi ne hanno dato un'altra, sempre sullo stesso articolo, e oggi ci troviamo ad essere impantanati
su alcune cose. Sull'articolo 10 possiamo discutere quando vogliamo in futuro, a condizione che il governo della Regione metta delle risorse per poter aiutare seriamente i comuni nell'espletamento delle proprie attività. Grazie. Di Mauro, ha chiesto di parlare l'onorevole Cracolici. Presidente, io sto ascoltando diversi colleghi che sono tornati su un punto su cui l'Aula si è espressa bocciando l'articolo 10 di quella legge. Vorrei ricordare che il sottoscritto si è alzato in Aula chiedendo chiarimenti su una norma in cui sentiva puzza di bruciato e non la comprendeva per come era scritta e per gli obiettivi e le finalità che essa conteneva. Quello che mi preoccupa ancora ora è la disattenzione con cui quest'Aula sta affrontando alcune norme. Quella dell'articolo 10 era una norma, definirla pericolosa, diciamo, forse è poca cosa, forse bisogna esplicitarla che cos'era, qual era il contenuto di quella norma. Con quella norma si autorizzava i comuni a privatizzare i propri archivi urbanistici, consentendo a coloro che facevano la digitalizzazione di riscuotere i canoni della certificazione. Quindi una vera privatizzazione di fatto di uomini e forse anche di donne che stanno tornando a girare con le valigette nei comuni e anche negli uffici di questa Regione. Siamo in piena fase di faccendieri che operano e che agiscono in qualche modo condizionando anche esponenti politici al fine di avere norme come quella che è stata inserita in questo testo di legge, con l'obiettivo di fare interessi privati e cercando anche di nascondersi, perché quella norma era una norma, come dire, che si nascondeva se non fosse stato in qualche modo intercettata l'obiettivo che di fatto conteneva quella legge. Ed è molto grave che questo sia avvenuto. Ed è ancora più grave che la maggioranza o una parte di essa, io ho apprezzato l'onorevole La Roccaruvolo per quello che ha detto, ha cercato di far mancare il numero legale per far saltare il voto su questo articolo sapendo che in quel momento avrebbe perso. Qual era l'obiettivo allora della maggioranza? Volere quell'articolo? A cosa si doveva rispondere? A chi si doveva rispondere? Io credo che sia molto grave quello che è avvenuto. Non è una barzelletta quello che è avvenuto. E chiedo ai colleghi, a quelli in buona fede, apritevi gli occhi. Quando arriva un articolo o un emendamento in Parlamento, nulla è neutro, c'è sempre dietro un obiettivo e quando quell'obiettivo non è esplicitato, quelli sono gli emendamenti o le norme più pericolose. Ecco perché ho fatto bene a porre il tema e meno male che l'Aula ha respinto quell'articolo 10 del testo che era stato depositato in questo Parlamento. Ce n'è qualche altro in questo disegno di legge, perché questo disegno di legge non è solo un raccogliticcio. Io faccio una critica al Governo, Assessore Sammartino, un testo che doveva recepire le norme nazionali, il dovere del Governo era predisporre un atto proprio da presentare al Parlamento
recependo sia le norme contenute nella legislazione nazionale, che aspettano da 12 anni, come quella della rappresentanza di genere nelle giunte, sia quella del terzo mandato, visto che è una legge dello Stato. Il Governo si è sottratto rispetto a questa responsabilità, lasciando che il Parlamento e nel Parlamento si manifestasse un testo di legge che è raccogliticcio e che, come si è visto, contiene e conteneva, e qualche altra norma ancora lo contiene, obiettivi che nulla avevano a che vedere con le questioni sia del terzo mandato sia della rappresentanza di genere. Si voleva utilizzare un treno per metterci qualche vagone e costruire qualche interesse privato, e forse non solo privato, nel senso che non tanti interessi legittimi nella vita pubblica di questa Regione. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di parlare l'onorevole Campo. Grazie Presidente, Governo, colleghi deputati. Questo sabato, il 21 febbraio, si svolgerà la seconda edizione del convegno regionale per le politiche giovanili. E ho sentito tanti amministratori e tanti colleghi politici che si sono riempiti la bocca di politiche giovanili per evitare la fuga dei giovani, la fuga dei cervelli. E allora io vorrei capire perché tutte le volte che questo disegno di legge sugli enti locali è approdato in Commissione, la stessa Commissione ha bocciato la mia proposta per le quote degli under 35 nelle giunte comunali. Qua abbiamo una forte rappresentanza femminile, ci siamo battuti per le quote di genere, per il 40% nelle giunte, ma la democrazia è partecipazione, è allargare al massimo la platea, quindi anche i giovani, anche gli under 35 devono essere rappresentati e devono avere una quota adeguata in tutte le giunte comunali. E non mi fermo qua, perché la quota degli under 35 dovrebbe essere anche nei CDA delle partecipate, di tutti gli enti che hanno a che fare con gli enti pubblici, la Regione in primis. E invece che cosa facciamo? Lo abbiamo sempre bocciato, come se il confronto con questi giovani, che invece sono altamente formati e potrebbero dare alle amministrazioni un punto di vista diverso e una marcia in più, fa quasi paura. È con lo stesso principio che ora non si faranno votare tutti i fuorisede all'estero, cioè parliamo tanto di includere i giovani nella vita politica della nostra città e invece presentiamo norme per il terzo mandato dei sindaci con i comuni sotto i 15.000 abitanti, il mandato a vita per i sindaci con i comuni sotto i 5.000 abitanti. E no, dobbiamo inserire i giovani nella vita politica. Quindi non capisco perché tutte le volte che ho presentato l'articolo per gli under 35 nelle giunte mi è stato bocciato direttamente dalle commissioni. È un tema importante che va affrontato, è un tema di fondamentale importanza, perché ne va della rigenerazione anche della vita politica del nostro Paese. Non possiamo stare sempre noi legati alle poltrone, ci vuole un ricambio generazionale e questo è un primo passo per coinvolgere i ragazzi più giovani alla politica. Poi ci lamentiamo se si disinteressano, se non vanno a votare, se non vogliono saperne nulla della politica. È questo modo di fare che li respinge. Siamo noi stessi che non ci vogliamo assumere la responsabilità di far entrare i giovani nella vita politica del nostro Paese. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Governo, io ritengo che è il momento probabilmente di riprendere e di riportare la discussione ai giusti binari.
questa Assemblea e in particolar modo la maggioranza la scorsa settimana non ha dato, una grande dimostrazione di sé. Lo abbiamo visto: veti, fuochi incrociati, franchi tiratori. Obiettivamente andate in scena un anticipo di carnevale, ce lo possiamo pure dire. Una maggioranza spaccata che obiettivamente oramai è sotto gli occhi di tutti da buon tempo a questa parte. Ma per dar senso, io ritengo, a questo Parlamento bisogna probabilmente velocizzare oltremodo quelli che sono i lavori di questa assise, perché è impensabile che dall'inizio del 2026 si sia esitata solamente una norma. Un recente articolo di stampa riporta una ricostruzione: i lavori di questo Parlamento costano 11.000 euro al minuto. Noi riteniamo che sia necessario dare all'esterno, ai cittadini, risposta rispetto a quelle che sono le esigenze tante da risolvere nella nostra terra, parlare di economia, di sviluppo, di crescita, di infrastrutture, di sanità. Ebbene, siamo ancorati a questa norma sugli enti locali oramai da 2 anni e mezzo. Una norma che noi intendevamo di tutt'altra natura, che risolvesse i problemi delle nostre comunità, che permettesse loro di avere le risorse per garantire quelli che sono i servizi al cittadino. Invece questa norma, in buona parte, anziché parlare delle nostre comunità, ha l'obiettivo di parlare alle segreterie, di parlare all'apparato, fondamentalmente non dare risposte a quelle che sono le esigenze che noi riteniamo essere assolutamente prioritarie. Ma in tutto questo si è voluto portare avanti, e sono ben consapevole rispetto a quello che si è votato nei giorni scorsi, la nostra volontà chiara di bocciare l'articolo 10, che non solo non aveva esigenza di essere portata avanti in questo Parlamento perché c'è una norma nazionale che già la prevede, ma in tutto questo aveva semplicemente l'obiettivo di scaricare, come al solito, responsabilità e oneri e costi sui comuni siciliani. Ecco perché noi ci siamo messi di traverso e abbiamo chiesto l'abrogazione e ottenuto l'abrogazione di quella norma. Oggi pomeriggio alle 15 c'è stata, Presidente dell'Assemblea, un sit-in qui davanti Palazzo dei Normanni. Tante donne, tantissime donne, ma anche tanti uomini a supportare quello che è già un articolo che questo Parlamento ha deciso giustamente di approvare. E mi riferisco all'allineamento rispetto alla normativa nazionale del 40% di genere nelle giunte siciliane. In queste ultime ore sono uscite fuori indiscrezioni, Presidente e colleghi, che vedrebbero tutta la norma, per così dire, in discussione. Io ritengo che su questo tema, considerato che la Regione siciliana è fortemente indietro sotto tanti aspetti, dal punto di vista educativo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista della vicinanza delle istituzioni, noi non possiamo fare alcun passo indietro, per cui sull'articolo che ha ad oggetto le quote di genere nelle giunte siciliane noi faremo le barricate e chiederemo esplicitamente che si vada con il voto palese, perché non è ammissibile alcun passo indietro. Per il resto dobbiamo archiviare la norma sugli enti locali. È impensabile che una norma di questo tipo sia per 3 anni che va avanti e indietro tra Commissione e Parlamento e non affrontiamo le questioni vere dei siciliani. Archiviamo questa norma, onorevoli colleghi, e andiamo avanti su tanti temi che stanno a cuore ai siciliani, come, concludo, la questione di Niscemi e dell'uragano Harry. Il Parlamento nazionale ha avuto un'occasione, una proposta del Partito Democratico, ovvero quello di sospendere tasse e tributi per le popolazioni colpite, e mi riferisco a chi ha perso la casa, a chi ha perso attività commerciali. Ebbene, la maggioranza Meloni ha deciso di non accogliere questa proposta. Ecco perché noi come parlamentari regionali abbiamo deciso di presentare una proposta al Presidente Schifani e alla sua maggioranza. Se è vero che da Roma queste risposte non arrivano di attenzione al territorio, perché non farlo a livello regionale? Sospendendo l'IRAP, sospendendo i tributi locali, sospendendo l'imposta di bollo di quelle popolazioni che sono colpite, di quelle popolazioni che hanno bisogno di aiuto e per le quali noi non ci possiamo tirare indietro. Grazie onorevole Giambona. Allora, sono finiti gli articoli, sono finiti gli interventi. Andiamo adesso all'articolo 7, perché era sì, al 7. Tra l'altro, onorevole Giambona sta parlando con chi ha esortato di essere quanto più celere possibile rispetto alla questione.
Benissimo. C'è richiesta di voto segreto? Al 7.5. Allora, c'è un soppressivo dell'onorevole Catanzaro che è il 7.5, per il quale lo mantiene o lo ritira? Ha chiesto il voto segreto, figurati. Vabbè. C'è richiesta di voto segreto del soppressivo. Vediamo se la richiesta è appoggiata. Vediamo se la richiesta è appoggiata e stra-appoggiata. Si poteva evitare di chiedere il voto segreto. Allora, dobbiamo chiariamo il significato del voto. Certo. È aperta, mettiamo in votazione l'emendamento 7.5, sarebbe il soppressivo dell'articolo 7. Chi è favorevole alla soppressione voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Chiuda. 32 favorevoli, 22 contrari, la norma è bocciata. Qual è adesso l'articolo? 11? Andiamo all'articolo 11. C'è un soppressivo dell'onorevole Catanzaro, mantenuto o ritirato? 11.1. Puoi relazionare su cosa? Allora, si vota il mantenimento dell'articolo. Si vota il mantenimento dell'articolo perché ci sono soltanto soppressivi. Mettiamo in votazione l'articolo 11, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Prego, onorevole De Luca. Semplicemente per richiedere al Governo e alla Commissione se ci spiegano a cosa è questo articolo 12 e soprattutto a cosa andiamo ad aggiungere, nonché per la realizzazione di nuove opere per finalità culturali, perché non è chiaro a cosa si riferisce. Prego, Presidente. Grazie Presidente. Io non sono voluto intervenire prima anche a risposta o quantomeno a precisare quello che è stato il lavoro d'Aula e quello che era questo disegno di legge, ma credo che ora, visto le sollecitazioni da parte di alcuni deputati, io mi sento l'obbligo di chiarire cosa stiamo votando e quello che è il disegno di legge. Il disegno di legge non è altro che lo stralcio di norme ordinamentali della scorsa finanziaria, significa finanziaria 2025, che è stata mandata in Commissione, deve essere assemblata e poter far diventare un disegno di legge e inviarlo in Aula. Questo non è un disegno di legge che riguarda la riforma degli enti locali o un disegno di legge che nasce da un progetto ben definito, ma sono norme che provengono da opposizione e maggioranza, che erano state presentate all'interno della finanziaria 2025, che sono state mandate in Commissione per formare un disegno di legge e inviarle. Quindi non è nessun altro che un disegno di legge che proviene da che devono essere soltanto 4 articoli che erano il recepimento di norme nazionali e tutto il resto. Quindi dobbiamo dirlo anche perché ci guarda da fuori e chi ascolta. Quindi è un disegno di legge vecchio del 2025 che è stato inviato in Parlamento nel maggio del 2025, che è rimasto in giacenza per tutti questi mesi e che oggi ce lo troviamo in Parlamento a votarlo, dove per caso si è voluto che 2 norme di quelle inserite all'interno di quel disegno di legge che provenivano da un'attività parlamentare presentata nella finanziaria riguardavano il terzo mandato e quindi l'abbiamo approvato, pensato prima che sarebbe stato approvato a livello nazionale, o quello della quota del 40% delle donne che si c'era pensato già in finanziaria prima dell'approvazione della norma finanziaria o quantomeno nella direzione della norma finanziaria. Quindi questo è il disegno di legge che noi oggi stiamo parlando e stiamo approvando in Commissione. Quindi sono norme che
che provengono da iniziativa parlamentare e da parlamentari che erano stati inseriti nella finanziaria, che sono stati stralciati, inviati in commissione per poter approvare, farlo diventare un disegno di legge. Lo stesso che abbiamo fatto in commissione già ed è in aula per quanto riguarda quelli di competenza per la finanziaria 2026. Quindi anche per portarla a conoscenza del Parlamento abbiamo fatto lo stesso lavoro in modo veloce e celere e riguarda la finanziaria 2026 è già in aula per poterlo votare. Se poi si voterà fra un anno si dirà che sono norme vecchie, che non sono più attinenti, ma certo, perché lo voteremo dopo un anno. Quindi questo è questo disegno di legge, senza che ci sia dietro un disegno non so di cosa, ma è un altro che è un passaggio di norme che vengono inviate in commissione per farle diventare disegno di legge e portarle in aula. Quindi questo, andare a vedere chi è finanziamento di opere pubbliche, è una norma, l'articolo 12 di un emendamento presentato da un deputato l'articolo 12 siamo. È un articolo che proviene da un emendamento presentato da un deputato, che non so chi è il deputato, perché nessuno di noi, quando ci sono stati inviati, non è stato detto neanche di quale componente era stato presentato, perché facevano parte già del maxi emendamento finale, che riguarda nonché la realizzazione su un articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020 numero 9, le parole solo infrastrutture siano state anche allargate, nonché la realizzazione di nuove opere di finalità culturale. Può essere che questa norma già sia passata, che riguarda una norma che in quel caso che era attinente a una norma dell'anno precedente, che oggi ormai è diventata vecchia rispetto a quello che è la finalità che si prefiggeva in quel momento, che è stata inviata in commissione, che era stata presentata in commissione. Quindi è una norma che si può benissimo bocciare se si ritiene non più attinente rispetto a quella che era stata la finalità nella finanziaria 2025. Non so neanche a chi appartiene, a quale deputato sia che appartiene, ma io penso che sia giusto anche bocciarla, perché penso che non sia neanche attinente a quello che era lo scopo nella finanziaria 2025. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Intervengo perché ovviamente poi alla fine sull'articolo 12 chiedevamo noi un attimo di capire da parte del Presidente della Commissione cosa ci volesse dire questa norma. Però alla fine del suo ragionamento abbiamo capito che non chiediamo Presidente Abbate, siccome io ho l'emendamento soppressivo, quindi siamo d'accordo che questa norma, non sapendo di che cosa si tratta, la bocciamo. Quindi per quanto ci riguarda, se il Presidente Abbate noi la vogliamo bocciare, quindi per quanto ci riguarda possiamo bocciare questa norma se siamo tutti d'accordo a bocciarla. Grazie. Allora, sull'articolo 12 parere contrario. Parere contrario. C'è il parere contrario, allora mettiamo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario rimanga seduto. Non è approvato. Andiamo all'articolo 13. I soppressivi sono ritirati. Benissimo. Siamo al 13.6 allora? 13.6, sì, c'è il parere favorevole della Commissione Bilancio, perché è una Vabbè. Il 13.6, parere del Governo? il Governo è favorevole, l'ha presentato, la Commissione Sì, è favorevole. parere favorevole. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 13.6, parere del Governo? Favorevole. Parere della Commissione? Mi rimette all'Aula. Si rimette all'Aula. Tecnico della copertura. Va bene, mettiamo in votazione l'emendamento 13.6. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. I soppressivi sono tutti ritirati. Mettiamo in votazione l'articolo 13 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 14. Soppressivo di
dell'onorevole Catanzaro ritirato. Il soppressivo dell'onorevole De Luca è mantenuto e chiede voto segreto. Quindi siamo al 14.22. Vediamo se la richiesta è appoggiata o meno. È appoggiata. Mettiamo in votazione il soppressivo dell'articolo 14. Chi è favorevole alla soppressione voti verde, chi è contrario voti rosso. Stiamo votando il soppressivo dell'articolo 14, quindi chi è favorevole a sopprimere l'articolo 14 deve votare verde, chi è contrario deve votare rosso. La votazione è aperta. Credimi che io non voterei per fare vedere che sono demagogia. Chiudo. L'articolo 14 non è approvato. 34 favorevoli, 24 contrari. Andiamo all'articolo 15. Prima ha chiesto di intervenire l'onorevole Domarchio, prego. Presidente, scusi, è una domanda sui lavori d'aula, ma per curiosità di questo DDL cos'è rimasto? Perché mi sono confuso. Vorrei capire cos'è rimasto così capiamo cosa si sta votando. Grazie Presidente. È rimasto, onorevole Domarchio, lei mi ha fatto una domanda. È rimasto quello che ha voluto l'Aula. È rimasto quello che ha voluto l'Aula col voto palese, col voto segreto, è rimasto questo, macerie. Il tema è che poi in Commissione siamo tutti. Comunque, siamo all'articolo 15, chi ha chiesto di intervenire? Prego, l'onorevole Cracolici e poi l'onorevole Geraci. Presidente, lo chiedo al Presidente della Commissione perché non ricordo, può darsi che mi sfugge, ma se non ricordo male, qualora si vada al ballottaggio e per una delle ragioni, diciamo, possibili, uno dei due viene meno al ballottaggio, ma già è col voto valido. No, è così. Entro la prima settimana, così Antonello tranquillo. Ah, è il caso Trapani. Il caso Trapani, va bene. Va bene. Prego, onorevole Geraci. Così si evita che uno si ruba la palla. Presidente, c'è molta confusione. Il mio intervento è questo. Alla luce degli interventi sia della collega Margherita La Rocca-Arluvolo, sia dell'intervento del deputato Cracolici, che ha messo un punto importante e ha messo anche praticamente una pulce nell'orecchio di tutte. Un attimo di attenzione, Presidente. Non si sente niente. Grazie. Il mio appello in questo intervento che faccio è al Presidente della Commissione, all'onorevole Abbate. Allora io dico questo, si è lavorato 2 anni su questo DL enti locali, stiamo vedendo che si sta riducendo a niente.
Ma dove andiamo a parare con questa legge? Io faccio un appello al Presidente della Commissione, che ci ha lavorato 2 anni e che chiaramente ha raccolto la sintesi di tutti i partiti, perché in Commissione sono presenti tutti i partiti. Ora tutti i partiti che erano presenti in Commissione si stanno dileguando qua in Assemblea. Quindi io chiedo al Presidente, ma questo disegno dove va a parare? Questa è la mia domanda. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Galluzzo, Di Pasquale, Giambona e De Luca. No, Giambona e De Luca. E Caronia. Presidente, è evidente che questo disegno di legge, anche come il Presidente Abbate ha descritto, che non era solo ed esclusivamente recepimento di alcune norme che ci allineavano a livello nazionale alle altre regioni, ma l'insieme di tutta una serie di proposte di legge presenti in finanziaria dell'anno precedente, oggi mi sembra più che mai, come hanno espresso parecchi colleghi, un disegno di legge che, a parte la norma delle quote del 40%, che ha un senso perché è una norma di recepimento, perde parecchio del contenuto e soprattutto non rispetta quella che era la richiesta di tutti i sindaci e di tutte le amministrazioni della nostra isola, attraverso delle richieste a questo Parlamento ben specifiche. Quindi io non credo che una riforma si possa fare nella sua interezza solo ed esclusivamente andando a minare dei cardini fondamentali per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Quindi chiedo a questo Parlamento di fermarsi a riflettere, perché continuare su questa strada significa peggiorare l'assetto e l'ordinamento attuale e addirittura renderlo dannoso. Quindi, Presidente, la invito a fare questo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Signor Presidente, assessori, colleghi parlamentari, allora io capisco... Scusate, onorevole Venezia, Lantieri, c'è l'onorevole Di Pasquale che sta intervenendo. Allora io capisco che siamo in clima carnevalizio, però veramente ogni cosa ha un limite. Ascoltare interventi da esponenti della maggioranza, quasi quasi mi tocca difendere il mio collega di provincia Ignazio Abbate. No, non esageriamo, onorevole Di Pasquale, la prego, non esageriamo. Ascoltare i colleghi che sono di maggioranza, che hanno partecipato alla Commissione e hanno partecipato alla Commissione determinando l'atto, perché la minoranza non l'ha votato quest'atto. Noi non abbiamo votato questo disegno di legge in Commissione. Questo disegno di legge in Commissione è stato votato dalla maggioranza, che oggi non sta sostenendo neanche i suoi stessi atti. Però almeno evitateci gli interventi di indignazione nei confronti del Presidente della Commissione, perché veramente sembriamo in una sagra di carnevale, perché voi, tutta la maggioranza ha condiviso quest'atto, l'avete condiviso a tal punto che ci sono articoli, come ha detto prima il Presidente della Commissione, l'articolo 12, credetemi, chi è da qualche anno che frequenta questa assemblea diventa imbarazzante ascoltare il Presidente, ma la responsabilità è di tutta la maggioranza, sentirsi dire questo è un articolo che è presente ma non sappiamo né cos'è né cosa significa né da dove arriva. Questa è una responsabilità che ha la Commissione, io non la accollo assolutamente solo al Presidente, è una responsabilità che ha la Commissione, perché gli atti che escono dalle commissioni e che arrivano in Assemblea devono avere almeno
almeno i componenti della Commissione, della maggioranza che li vota, ne deve avere la consapevolezza e la conoscenza, altrimenti veramente ci ritroviamo qui in Parlamento a discutere del nulla. Ci sono delle responsabilità enormi che hanno le commissioni e che dovete rappresentarle e rappresentarle bene. E questo, la responsabilità non può essere del Presidente, è una responsabilità di chi determina gli atti nelle commissioni. Grazie. Prima degli altri interventi ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione. Grazie Presidente. Io apprezzo e faccio mio l'intervento dell'onorevole Di Pasquale e siccome l'atteggiamento che ha avuto la Commissione è un atteggiamento collegiale su quelli che sono i provvedimenti che sono arrivati in Commissione, che sono emendamenti dei singoli deputati, e quindi io sono stata la garanzia che come indicazione da parte della Conferenza dei Capigruppo di poter andare ad assemblare i disegni di legge e poterli inviare in Commissione. Siccome è un atto collegiale e quindi si dice, capisco che viene bene ad individuare nella figura del Presidente il responsabile di tutto ciò, io penso che gli atti sono conseguenziali riguardo a tutta la Commissione. Quindi a questo punto chiedo di sospendere e di sospendere l'Aula, riunire subito la Commissione e la Commissione decide se questo disegno di legge deve andare avanti o si deve fermare. Grazie Presidente. Intanto comunico il congedo. Colleghi, intanto comunico il congedo dell'onorevole Cateno De Luca. C'è una richiesta di rinvio in Commissione? No, lui ha chiesto che cosa? Ha chiesto una sospensione? Ma io posso dare una sospensione di un quarto d'ora, semmai. No. Allora, intanto chiedo ai colleghi di ritornare all'ordine, anche perché ci sono tante persone all'interno dell'Aula che stanno osservando anche il nostro modo di lavorare e ritengo che essere tutti quanti seduti ai propri posti sia una cosa assolutamente corretta. In secondo luogo, dinanzi a una richiesta del Presidente, in virtù di questo disegno di legge c'è da 2 anni, io darò un quarto d'ora, ma oltre questo noi dobbiamo ritornare in Aula perché comunque si deve procedere ad andare avanti. Quindi un quarto d'ora glielo do. La sospesa è seduta per un quarto d'ora.